la partita di Mario Giuffrede con Napoli-Empoli, purtroppo non è andata bene al Napoli, è un Napoli che però in questo momento sta soffrendo soprattutto sugli infortuni. Sicuramente per me è stata una partita importante perché è stata un po' anche una partita del cuore, nel senso che ho dei giocatori del Napoli, sono di Napoli, ma l'Empoli per me nel mio percorso professionale è stata una società e una tappa molto importante, perché tutti i miei calciatori che sono arrivati a certi livelli sono passati tutti da Empoli, quindi è stata dal punto di vista sentimentale una partita importante. Per quanto riguarda dal punto di vista del calcio giocato, il Napoli sicuramente è una squadra che in questo momento ha tante defezioni, ha tanti infortuni e quindi deve fare di necessità virtù. Ieri poteva andare meglio, come magari è andato in settimana con il Leicester, però adesso la cosa più importante è cercare di recuperare gli infortuni e guardare al futuro. Fabiano Parisi potrebbe essere la rivelazione della Serie A? Fabiano Parisi è già la rivelazione della Serie A, è uno dei giovani più importanti del nostro campionato. Che carattere deve avere un ragazzo come Parisi che arriva al Maradona e fa fare praticamente il terzino a Lozano e non viceversa? Io lo ritengo anormale Parisi come ragazzo, perché tutti noi abbiamo delle emozioni forti, no? Ma quando uno 2 anni fa giocava in Serie B e ieri si presenta a giocare al Maradona contro Lozano, contro Di Lorenzo, poi contro Politano, e a lui non gli fa né caldo né freddo, nel senso che giocava come se giocasse all'oratorio. Questo vuol dire che è una delle sue grandissime qualità, perché in calcio sì, devi essere bravo tecnicamente, devi essere bravo a livello della nostra fisica, ma nel calcio devi avere tante palle. E Fabiano ne ha da vendere sotto questo punto di vista. È una prova generale per l'anno prossimo, quindi? Non ho capito? È una prova generale per l'anno prossimo? No, sicuramente Fabiano, il Napoli è attento a tutti i migliori giovani del nostro campionato, sicuramente Fabiano è un giocatore, loro stanno monitorando, ma non è detto, anche perché in quel ruolo un altro mi ha assistito, non voglio rifare l'errore fatto 2 anni fa dove mi sono ritrovato Di Lorenzo Di Sai, quindi cercheremo di indirizzare Fabiano verso altri livelli. Napoli falcidiato dagli infortuni, ieri è un problema anche per Mario Rui, come sta, se puoi dirci qualcosa? Mario Rui a fine partita è uscito con un affaticamento, non so se riuscirà a recuperare per la partita di domenica col Milan e mi dispiace perché è una partita importante, perché poi è l'unico terzino sinistro in questo momento in rosa, e mi dispiace anche perché credo che in questo momento sia uno dei migliori giocatori del Napoli. Le prestazioni di Mario Rui dall'inizio dell'anno ad oggi sono state tutte di un certo livello. Ieri anche lui ha accusato un fastidio muscolare e speriamo che per domenica ce la possa fare. Mario, una battuta su Di Lorenzo. Io credo che quest'anno sta facendo qualcosa di incredibile, che era già quello che aveva fatto l'anno scorso, l'Europeo e tutto quanto, ma questo ragazzo che non si ferma mai, possiamo dire che veramente in Europa è uno dei migliori terzini. Per me Di Lorenzo non sta facendo niente di straordinario, perché è da 3 anni che fa cose straordinarie, quindi non mi sembra che abbia iniziato oggi. Poi i dati, i fatti dicono che Di Lorenzo è uno dei migliori terzini d'Europa, non lo dico io che sono di parte, ma lo dicono il fatto che è il campione d'Europa, il fatto per la qualità delle prestazioni che mette in questi 3 anni, per i minuti giocati, le presenze e per il rendimento che ha costante tutto l'anno, perché ci sono giocatori che fanno 50 partite all'anno, ne fanno 20 buone e 30 meno buone. Questo è un giocatore che fa 50 partite all'anno più o meno tutto allo stesso livello. Mario, parliamo un attimo di Parisi, però, perché tu vuoi evadere alle domande a questo punto. Allora, Fabiano Parisi è un giocatore che in questo momento rappresenta un'eccellenza per un motivo anche molto semplice, perché può essere messo in lista da qualsiasi squadra, essendo un classe 2000. Questo agevola terribilmente ogni tipo di trasferimento, perché le squadre sono nelle liste complete da 25 e lui può entrare extra lista. Ci sono tutte le big italiane su di lui? Ma questo per me è una nota di demerito, nel senso che io non posso pensare che uno acquista Parisi perché non è lista, mi offenderei. Io penso che Parisi chi debba prenderlo lo debba prendere perché lo ritiene uno dei migliori prospetti italiani. Oggi è prematuro parlare di squadra, anche perché Parisi fino a giugno deve essere concentrato sull'Empoli, sul campionato, perché poi dovete pensare che quello che si è fatto ieri, domani la gente si è
importante, quindi Parisi deve continuare a lavorare, a lottare, a stare con i piedi per terra, ad essere umile, a fare le grandi prestazioni come l'ha fatto ieri. Poi a giugno ti vedremo le solite. Ma il tuo amico Aurelio, ne avete parlato? No, io ho due giovani che ritengo che siano giocatori da Napoli. Il Napoli è una delle società io a cui sono molto più legato dal punto di vista affettivo, dal punto di vista professionale, e in nome di Casale e Parisi io l'ho consigliato, poi naturalmente io posso dare un input, un consiglio, poi le valutazioni le farà Giunto, le farà Spalletti, le farà il Presidente, se arrivano questi due giovani da Napoli. Tu li hai consigliati, però io so, e poi mi smentirai, che il Napoli ha monitorato non solo Parisi, ma ha monitorato anche Casale. Che poi mi smentisci? Assolutamente ti smentisco perché Casale è un giocatore che sta facendo bene anche lui, è un giocatore secondo me di grande livello, ma come Parisi deve stare concentrato.